ritorniamo in diretta. Allora abbiamo fatto cenno, abbiamo appunto parliamo di Tiziano il gigante della pittura veneta, ma noi ci trasferiamo a Pieve di Cadore, dove è nato, dove appunto c'è stata la sua famiglia, e vogliamo conoscere appunto una storia eccezionale. Allora, presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, ritorna ai nostri microfoni la professoressa Maria Giovanna Coletti. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Presidente, andiamo un po' anche alla famiglia, vorremmo un po' di storia. La famiglia Vicelio, che famiglia era, Presidente? È una famiglia patrizia, una famiglia che aveva un grande potere, un potere culturale, un potere economico. Lei sa che il Cadore non ha nobiltà, ma la sua famiglia era una famiglia patrizia che contava, che aveva anche una sede di lavoro a Venezia, e contavano soprattutto su una serie di collaborazioni. Lavoravano sul legname, il commercio dei legnami sarà la prima attività. Poi anche traevano dei benefici dalla tassazione delle merci che transitavano lungo il Piave, quindi una famiglia che a Venezia avrà familiarità. Allora andiamo al grande Tiziano, ecco, uomo e artista. Intanto partiamo dall'artista, ecco, un po' conosciamo anche dal lato della sua capacità, da questo genio della pittura. Certo, è un genio che ha anche un notevole ruolo di imprenditore, di organizzatore del lavoro. Un genio che inventa dei modelli che poi saranno copiati dalla pittura europea successivamente, da Rubens, Velázquez agli impressionisti, per arrivare poi a Picasso. Tutti nella storia, dopo Tiziano, hanno fatto i conti con questo grande pittore, si sono confrontati con lui, ma soprattutto con le sue invenzioni. Ecco, noi studiamo con metodi innovativi anche il modo di lavorare di Tiziano e i suoi effetti sulla pittura europea. Allora, Tiziano, mi sembra da giovane, resta sempre montanaro, si sposta a Venezia. Ecco, com'è avvenuto questo passaggio, questo trasferimento del giovane Tiziano a Venezia, e Venezia che rapporto ha instaurato, Presidente? Noi non sappiamo l'età esatta di Tiziano, crediamo, si suppone che nasca nella seconda metà degli anni '80 e che probabilmente nei primi anni del Cinquecento sarà a Venezia. Venezia, che era una città straordinaria, un porto, una città dove c'era un fervore culturale straordinario. Si pensi anche al ruolo degli stampatori, dei librai, il grande porto, le merci, le genti che arrivavano da ovunque, e dove l'Oriente incontra l'Occidente, ma anche il nord e il sud dell'Europa a Venezia si incontrano. Pensiamo che nei primi anni del Cinquecento a Venezia c'era Leonardo da Vinci, e poi qualche anno dopo ci sarà il mitico Dürer. Pensiamo a figure straordinarie, quindi Tiziano si trova in un ambiente estremamente così stimolante per un giovane, e viene dalla famiglia messo nelle botteghe più importanti. Pensiamo all'incontro con Giovanni Bellini, che sarà il suo maestro, ecco, la bottega più importante della Venezia di allora, e lui sarà l'erede di Bellini. Pensiamo anche alla collaborazione con Giorgione. Tiziano trova l'ambiente più stimolante e lì si forma, e da lì parte per l'Europa. Poi ci sarà l'incontro con Carlo V a Bologna, siamo del 530, e lì Tiziano diventa il pittore amatissimo dal padre e dal figlio, quindi dagli Asburgo, Carlo V e Filippo II. Quindi abbiamo Cadore, Venezia e Tiziano, sì, che si apre al mondo. Mi pare che sia veramente un passaggio unico, straordinario. Ecco, il Cadore, cosa deve a Tiziano, Presidente? Il Cadore, noi stiamo facendo un lavoro che dovrebbe riportare l'attenzione sul Cadore, patria di Tiziano, e quindi partono gli studi importanti, studi soprattutto nei metodi. Noi adottiamo il metodo che vede il rapporto dei contesti
il rapporto tra centro e periferia, ad esempio, che ci porta così a studiare un Tiziano che non era mai stato studiato. Abbiamo lavorato sull'organizzazione della sua bottega e dimostrato che in realtà Tiziano non aveva una sola bottega, ma ne aveva più di una, e che organizzava il lavoro a seconda del luogo e a seconda delle committenze, mettendo insieme le professionalità più adeguate. Quindi una bottega estremamente flessibile, che Bernard Aiguemas ha definito la fabbrica dell'immagine, quindi molto, molto importante. Insomma. Certo. Allora, Presidente, lei ha sottolineato anche imprenditore, inevitabilmente. Ecco, lui mi pare che abbia anche così creato un suo marchio, che non era una cosa così semplice e così frequente. Infatti questo studio dimostra che è stato pubblicato con il nome Le botteghe di Tiziano, che è un lavoro eseguito a più mani tra Venezia, la Germania e la Spagna, dimostra come Tiziano fosse un imprenditore straordinariamente abile e che quindi alla fine si avvaleva della collaborazione di tutta la bottega e firmava un procedimento, come oggi si fa nei marchi della moda. E non pensiamo che il grande nome sia lì a cucire l'abito, ma firma un processo dal nome ad un sistema. Ecco, Tiziano ha creato un sistema ed ha creato il proprio marchio. Ecco perché anche è così difficile l'ambito delle attribuzioni. È difficilissimo perché Tiziano ha prodotto tantissimo, moltissimo. In tutti i musei del mondo ci sono opere di Tiziano, ma quanti privati hanno opere che dicono provenire dalla bottega di Tiziano, e lì si apre il grande problema. Noi comunque non rilasciamo, proprio volutamente per scelta, non rilasciamo attribuzioni, non facciamo expertise, piuttosto facciamo studi. Allora, Presidente, la committenza del Tiziano, lei ha citato imperatori, Carlo V, ecco, ma che committenza ha avuto Tiziano? Avendo una bottega in Cadore, una bottega la più conosciuta a Venezia, poi l'altra la bottega in viaggio, pensiamo al suo viaggio ad Augusta, dove è andato con i suoi collaboratori perché ha dipinto i vari partecipanti al congresso dell'Europa dell'epoca, che oggi corrisponde all'incontro delle 9 potenze del mondo, capisce? Ecco, sì, allora Tiziano ha avuto il ruolo che hanno oggi i fotografi. I suoi committenti, come ho citato, il Papa Farnese apprezzava moltissimo Tiziano, poi pensi alle varie casate, ai Gonzaga, Medici, anche l'Aretino sì, che è stato, diciamo, il suo press agent, colui che lo ha fatto conoscere a Firenze, che lo ha fatto amare, ecco, che voleva far conoscere ai medici la bellezza e la bravura di Tiziano, e ci riesce. Ha avuto i principi anche vari, insomma, è stato amato, amatissimo, ma soprattutto la sua fama non è mai calata. Anche dopo la morte Tiziano ha continuato a vivere attraverso Rubens, attraverso Velázquez, attraverso, come si diceva prima, anche lo stesso Manet. Se noi osserviamo Olimpiadi, Manet non è altro che una interpretazione moderna, ottocentesca della Venere di Urbino. Presidente, lei ha fatto cenno a una produzione notevolissima, enorme. Ecco, lui ha avuto 3 figli. Orazio, e Pomponio figlia, e Lavinia. Certo. Allora, figlia che muore giovane, che sposa un Sarcinelli a Serravalle, muore di parto, e poi i 2 fratelli. Orazio avrebbe dovuto ereditare la bottega, se non che muore 2 settimane dopo il padre di peste, mentre Pomponio, il sopravvissuto, che è stato destinato alla vita ecclesiastica contro il proprio volere, insomma venderà tutto, venderà poco dopo, venderà tutti i beni del padre. Allora andiamo alla casa, che l'abbiamo anche visitata qualche anno fa e che è un museo, ecco, è rimasta tale, sì, un museo ancora. Insomma, sì, la casa ha un grande fascino, è rimasta tale, e sono in corso dei progetti di valorizzazione, progetti anche relativi alla facilitazione dell'accesso,
dell'illuminazione, insomma c'è tutta una serie di attività che la magnifica comunità di Cadore, che è la proprietaria del bene, sta mettendo in atto. Allora, fondazione, abbiamo detto Centro Studi Tiziano di Cadore, lei è presidente da molti anni, mi sembra 12 anni, quindi una persona veramente che dedica tutta la sua passione a questa attività. Ecco, la fondazione, giusto per far conoscere i nostri ascoltatori, lo scopo, lei ha detto studiare ancora di più, ci sono ancora tante cose da conoscere di Tiziano, Presidente. Certo, sempre con noi ci applichiamo con sistemi innovativi, portando anche temi che non sono mai stati toccati prima. In questo modo stiamo contribuendo alla conoscenza, ma quel Cadore ci impone, ci obbliga anche di occuparci di problemi culturali cadorini. E di che cosa ci occupiamo oggi, se non di azioni per contrastare l'abbandono della montagna? E quindi abbiamo in atto un progetto con il Politecnico di Torino, con il professor Antonio De Rossi, direttore dell'Istituto di Architettura Alpina, proprio per delle azioni, ma sono degli interventi di rigenerazione, noi siamo fondazione, di tipo culturale, che sono relativi proprio alla, a Pieve di Cadore, ai beni tizianeschi e non solo di Pieve di Cadore. C'è un fil rouge che lega Tiziano a quei luoghi da rigenerare. Cadore significa Tiziano, penso, e quindi insomma è giusto valorizzare. Sì, Tiziano e Dolomiti, questo è un binomio che è necessario ripercorrere, è importante quindi valorizzare il patrimonio dolomitico, la natura, il paesaggio e il più noto dei suoi concittadini, che è Tiziano Vecelli. Questo Cadore, terra di confine, di passaggio, una terra ospitale molto bella, quindi il paesaggio come sta dicendo lei. Allora, Presidente, la stanno ascoltando i nostri ascoltatori, abbiamo dei messaggi. Ecco, può chiedere alla sua ospite di che cosa è morto Tiziano? Sì, allora il certificato di morte scrive è morto di febbre. In realtà noi supponiamo che sia morto di peste nel 76, 27 di agosto. E perché questo? Perché subito dopo anche incombeva la peste all'epoca a Venezia. Un certificato falso faceva sì che il grande maestro potesse essere sepolto nella chiesa dei Frari. Avrebbe voluto essere sepolto nella chiesa arcidiaconale di Pieve di Cadore, ma la peste ha impedito questa sua volontà. Noi quest'anno, nei nostri 20 anni, abbiamo deciso di donare alla comunità il restauro dell'unica sua opera conservata a Pieve di Cadore, nella chiesa arcidiaconale, nella cappella di famiglia, nella cappella Vecelli. Quindi è stato realizzato il restauro, che ha attestato che l'opera è stata realizzata dal solo Tiziano. Questo è anche un notevole arricchimento della conoscenza, e abbiamo documentato il restauro e la storia del dipinto in un libro che è uscito da poche settimane. Bene. E allora ci riferiamo al dipinto dove c'è ritratto lui, si raffigura lui? Certo, dove c'è il ritratto che precede, ci sono due autoritratto, uno del Prado e l'altro di Berlino. Ma guardando il ritratto del Prado e confrontandolo col ritratto di Pieve, qui c'è una differenza di età. Il suo quadro di Pieve lo rappresenta più giovane, lo stesso profilo ma più giovane. Ecco. E si parla anche del fratello Francesco, anche quello forse... Brava, sì, certo, il fratello probabilmente nella figura vestita di rosso, ecco lì, rappresenta il fratello Francesco che era appena morto, quindi il quadro lo datiamo tra il 59 e il 60, 1559-1560. Allora, Presidente, un altro messaggio. Avete parlato che è entrato nella bottega del Bellini. Che rapporto aveva con Giovanni Bellini? Un ascoltatore vorrebbe saperne qualcosa di più. Era il rapporto tra un giovane e un grandissimo. Immaginiamo che Tiziano fosse talmente così affascinato e talmente attento agli insegnamenti
del maestro, che in poco tempo, diciamo, sarà lui l'erede della fama come maggior pittore veneziano dopo Giovanni Bellini e Allora, dopo la morte di sì, Giorgione, chiaramente. è del Giorgione, esatto. Quindi, ecco. Quindi, insomma, un grande personaggio che è partito dalla sua terra, però è sempre rimasto attaccato alla sua terra, mi pare. Attaccatissimo alla terra e alle sue istituzioni. Suo fratello manteneva i rapporti istituzionali con il Cadore, con la magnifica comunità di Cadore, non solo, andava in Pusteria e ad Innsbruck per trattare la vendita del legname. Lui continua l'attività familiare, quindi i Vecellio vivono anche di pittura, ma c'era tutta l'attività mercantile di lato. Ma se non ricordo male, mi pare che fosse qualcuno anche della famiglia fosse notaio, o non è vero? Sì, certo, allora sì, c'è, certo. C'è Tiziano Vecellio, detto l'oratore, che è anche, diciamo, svolgeva il ruolo di notaio, era una sorta di ambasciatore del Cadore a Venezia. Era un uomo di lettere, è proprio la sede della nostra fondazione, è dentro la sua casa, che è una casa tipicamente alpina, ma molto elegante, tipica di un uomo di montagna ma colto, che vuole portare i principi del Rinascimento architettonico e adeguarli a quella che era l'architettura delle case alpine di piccole dimensioni, dalla lavorazione della pietra allo studiolo dipinto col motivo delle grottesche. Insomma, in casa Vecellio si respirava una bella aria, insomma, così internazionale di cultura. Il rapporto con Venezia sarà costante. Cioè, Cadore, Venezia, se non ci fosse stata Venezia non ci sarebbe stato Tiziano, che ha avuto lì il suo trampolino di lancio, una famiglia che intelligentemente ha capito che il giovane aveva talento e lo ha messo nelle migliori mani, come oggi i nostri figli, se vogliamo investire in loro, se ne abbiamo la possibilità, li mandiamo presso le migliori istituzioni per formarsi. Ecco, la famiglia ha fatto la stessa cosa. Ha intuito bene, insomma, che aveva un genio in famiglia, esatto. Allora, fondazione, penso sia un bel impegno, Presidente, quindi con studi che avete... Sì, soprattutto noi lavoriamo sul principio della resilienza, quindi sì, dobbiamo andare avanti. Se ci andiamo avanti è grazie ai nostri progetti innovativi. Se ci confrontiamo con istituzioni parallele estere come la Fondazione Rubens di Anversa o quella di Bosch, Hertogenbosch, vediamo che lì hanno una disponibilità di denaro che è enorme rispetto alle nostre risorse. Ma noi finora abbiamo pubblicato oltre 20 pubblicazioni, in 4 linee editoriali. Abbiamo una rivista che si chiama Studi Tizianeschi, che fa il punto sugli studi sul grande maestro, dove ci arrivano saggi un po' da tutte le parti che noi volentieri pubblichiamo. Quindi per fare il punto sul livello degli studi. Certo, quando c'è la passione e questo amore, veramente i risultati si vedono assolutamente. Certo, abbiamo anche prodotto un film che è visibile sul canale Rai 5, il titolo è Tiziano senza fine, è stato acquistato dalla Rai, che so che lo ripropone, ma lo si può credo ritrovare, e lì abbiamo voluto legare Tiziano e i suoi territori, partendo dal Cadore, passando per Serravalle e poi Venezia. Quindi c'è un mix tra opere e paesaggio. È una Venezia che abbiamo catturato molto nuova e molto inedita, che è molto difficile perché Venezia è costantemente ripresa, ma devo dire che c'è una qualità abbastanza rara, ecco, in ciò che è stato prodotto. Ci siamo avvalsi anche di 2 bravissimi registi esperti, Nino e Luca Criscenti, e abbiamo portato in Italia, l'abbiamo presentato in varie località italiane, ma adesso l'abbiamo appena portato a Vienna, dove siamo stati ospiti dell'ambasciata proprio per la comunità italiana, insieme al Kunsthistorisches Museum. Adesso siamo a Parigi, all'Istituto Cattolico, dove ci sarà proprio una lezione su Tiziano,
con degli esperti, nostri collaboratori di Parigi. Poi speriamo anche in altre località, come in altri luoghi tizianeschi. Il luogo simbolo naturalmente nel mondo è il Prado, che è il museo che ha il più alto numero di opere tizianesche, grazie a Carlo V e a Filippo II. Certo, l'imperatore che aveva questa grande ammirazione per Tiziano. E allora insomma abbiamo veramente una fondazione a carattere internazionale. Allora Presidente, io penso che ci sentiremo ancora, perché avete veramente grandi novità, svolgete veramente studi importanti, e quindi andiamo ad agosto magari, mi pare. Sì, in estate. Se venite, se ci sentiamo prima dell'estate, le racconteremo cosa faremo durante l'estate, cioè l'estate tizianesca che spazia dal Cadore, passa attraverso Belluno, poi Treviso, prima Serravalle e poi anche Venezia. Abbiamo un accordo di collaborazione con le gallerie dell'Accademia, quindi c'è uno scambio anche culturale. Certo, un viaggio favoloso, un viaggio veramente... Un viaggio, allora vi così racconteremo cosa si prevede, quindi riuniamo una grande comunità di appassionati che di anno in anno proprio ci segue, come una carovana in tour, vedendo paesaggi della Pedemontana che erano cari a Tiziano, ma magari ai più sconosciuti, e viceversa. In Cadore valorizziamo piccoli luoghi meno noti, dove spesso si tengono conferenze ma anche concerti. Bene. Quindi paesaggio e Tiziano, il paesaggio di Tiziano. Ecco, questo è così una specie di binomio, no? Che vogliamo portare avanti. Certo, bene. Sarà un altro tuffo nell'arte del professore, dottoressa, quindi insomma, saremo contenti di ripetere questa bella narrazione. La ringraziano anche i nostri ascoltatori, perché è da molto che insomma vogliamo conoscere di più Tiziano, ma anche il Cadore, perché si lega perfettamente alla sua terra, che amava, ripeto ancora una volta, che amava tantissimo. Alla prossima, e noi la ringraziamo. E buon lavoro a lei, e naturalmente un saluto agli ascoltatori. Buonasera. Grazie Presidente, alla prossima, grazie mille, grazie.